Vabbè. Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Etna, rallentano le emissioni di nube nera in cima al vulcano, anche la cenere in diminuzione. Caso rarissimo, la lava emessa dal cratere Voragine finisce nella bocca di nord-est e non scorre verso valle. Restano i divieti per i turisti in quota. A Catania riaperto l'aeroporto, ripristinati dalla mattina decolli e atterraggi subito dopo che l'allerta voli è passata da rossa ad arancione. Occhi puntati di turisti e catanesi sui pannelli che cominciano a segnalare di nuovo orari di arrivi e partenze. Palermo, pestato dal branco un giovane calciatore a Mondello e a Uditore, passo di Rigano, centinaia di adesivi destinati ai mafiosi. Se proverete a chiedere il pizzo, c'è scritto, vi denunceremo e tornerete in carcere. Corruzione a Sommatino, nel Nisseno. Ai domiciliari il sindaco dimissionario e un imprenditore, indagati anche l'ex vice sindaca e l'ex assessore al turismo. Nell'inchiesta presunte richieste di denaro dalla sagra dell'agricoltura agli appalti pubblici. Catania, San Cristoforo, la festa della città dei ragazzi, in ricordo dei 4 piccirilli uccisi dalla mafia 50 anni fa. A loro dedicato un murale che vuole anche dare speranza ai bambini del quartiere. I marinai del peschereccio Mattias di Santa Maria alla Scala mettono in salvo un natante, come vedete, con a bordo 16 migranti. Un grande gesto di solidarietà sulle orme di Papa Leone, così la diocesi di Acireale. Favignana, Levanzo, Marettimo, le Egadi anche questa estate tra le mete preferite da turisti e diportisti per il fascino dell'acqua cristallina, i paesaggi mozzafiato, le calette e le prime storiche tonnare. Calciomercato, Catania vicino al rinnovo contrattuale con il difensore Allegretto, trattativa ben avviata con il terzino Guerra del Crotone. Bentrovati. Dunque sull'Etna la situazione torna lentamente alla normalità, la nube di cenere si sta esaurendo come l'attività stromboliana. Restano comunque i divieti per i turisti in quota. Un'eruzione, quella cominciata all'alba del 5 luglio, che è caratterizzata da un fenomeno rarissimo, spiegano i vulcanologi. La lava finisce dentro la bocca di un altro cratere, quello di nord-est, e così non scorre verso valle. Luca Ciliberti. A quota 2900 metri il respiro del vulcano si percepisce distintamente. Da qui in alto si vede bene cosa stia accadendo. La colonna di cenere fuoriuscita dal cratere Voragine si è ridotta drasticamente e l'attività stromboliana cominciata 2 giorni fa è in fase di decremento, tanto da spingere i tecnici dell'INGV di Catania a ridurre l'allerta da rossa ad arancione. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia nei condotti magmatici dell'Etna, resta ancora su valori medio-alti, a testimonianza che l'eruzione è ancora viva e in evoluzione. Sta continuando l'attività stromboliana al cratere Voragine, che è stato il protagonista di quest'ultima eruzione, che prima con una colata di lava e adesso con l'attività esplosiva sta mostrando tutta la sua forza e la sua normale attività. Per gli esperti che studiano e monitorano il vulcano, in questi giorni è accaduto un fenomeno rarissimo. La lava prodotta dal cratere Voragine finisce dentro la bocca del cratere di nord-est senza riempire il suo condotto e quindi, almeno per adesso, senza tapparlo. 30 anni fa è avvenuto l'esatto contrario, cioè la lava dal cratere di nord-est veniva inghiottita dalla bocca della Voragine e dal suo sottostante condotto senza mai riuscire a riempire. È un fenomeno eccezionale, bellissimo, che sta in questo momento attirando la nostra attenzione, è davvero unico. L'Etna resta sempre un'attrazione irrinunciabile per i tanti turisti che anche oggi, nella speranza di vedere l'eruzione, si sono spinti fino a quota 2500 metri, dove al momento sono in vigore i divieti delle autorità.
Oltre, infatti, significherebbe entrare in area rossa. Speravamo di vedere un po' di lava, però purtroppo non ci ha permesso salire, per ovvie ragioni. Si innamorano di Sicilia, di vulcano Etna, si innamorano sì. Belle. Prime conseguenze immediate di queste novità, Catania ha riaperto l'aeroporto, ripristinati dalla mattina decolli e atterraggi, subito dopo che l'allerta voli è passata da rossa ad arancione. Ma vediamo in diretta qual è la situazione in questo momento nello scalo dopo questi giorni di chiusura. La linea Roberta Lunghi. Grazie Michele, prendo la linea dall'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania in un luogo certamente emblematico perché qui c'è il tabellone delle partenze. Hai detto bene, sono riprese le attività di volo in partenza e in arrivo, ma dalle 10:30 a quest'ora certamente la normalità non si è potuta raggiungere, ma questo naturalmente per ovvi motivi. La conseguenza della comunicazione un po' anticipata rispetto a quanto previsto, perché si era detto alle 14 e fino alle 14 l'aeroporto chiuso, ma la conseguenza è stata questa mattina la folla che ha raggiunto proprio l'aeroporto con la speranza di poter partire, ma i voli cancellati o dirottati della mattina sono rimasti tali. Noi però vogliamo vedere, vogliamo capire, vogliamo controllare che cosa in questo momento pensano tutti i viaggiatori. Allora ne trovo uno che tra l'altro, scusate, mi sembra anche un volto molto noto per la televisione regionale, Marco Mazzaglia. Buongiorno Marco. Buongiorno a te Roby, buongiorno. Allora dove vai? Dovrei andare a Lampedusa. Dovrei ancora? Fino a quando non salgo e non parte l'aereo per me è sempre dovrei. Allora, quando saresti dovuto partire e quando partirai ancora, punto di domanda? Sì, dovevamo partire alle 14:10, questa mattina alle 8:15 ci è arrivato un messaggio dicendo che sarebbe stato dirottato tutto su Palermo, quindi di arrivare il prima possibile perché alle 10 partiva l'autobus. Ci siamo organizzati, siamo partiti per venire qua alle 9:30, ma poi hanno posticipato, hanno riaperto, avevano detto che dovevamo partire alle 15:30 e l'hanno spostato alle 15:45 e adesso alle 16:15. Allora, ma c'erano amici che insomma avevi un appuntamento speciale? Sì, in realtà molto speciale perché sto partendo con la mia compagna, mio figlio, che la mia compagna sarà la mia futura moglie proprio a Lampedusa, quindi andiamo a sposarci Quindi un matrimonio, roba da poco, grazie. Sì. Allora, insomma, dita incrociate. Allora, Michele, la situazione per la ripresa, per la normalizzazione, come hai capito, non è facilissima. Io vedo in lontananza la presidente di SAC, Anna Quattrone, che tra l'altro si intrattiene con la gente, con i viaggiatori, ecco che ne passava uno, ma è tutto normale. Presidente, e allora che tempi ci sono, realisticamente parlando, per la ripresa della normalità e della schedule, si dice così, dei voli? Allora, siamo in una fase di normalizzazione, come diceva lei. È chiaro che ci sono dei tempi tecnici per poter ripristinare completamente, arrivare alla normalità e non più alla normalizzazione. Noi, tutta la SAC, tutti gli operatori SAC sono in continuo lavoro e di supporto ai passeggeri con l'informazione. Ovviamente tutto dipende fondamentalmente da quello che dice ENAC, quello che dicono le compagnie e soprattutto quello che riguarda la sicurezza. Non è un dato negoziabile. Ottimisticamente il pomeriggio sarà più fluido? Sicuramente sarà più fluido, fermo restando le eventuali evoluzioni vulcanologiche che potrebbero interessare poi il pomeriggio, di cui noi chiaramente non siamo a conoscenza. Grazie Anna Quattrone, presidente di SAC. In chiusura, Michele, ti voglio fare vedere, se riusciamo a farlo, nella parte finale, diciamo, di questo aeroporto che riguarda ovviamente le partenze, tantissimi viaggiatori diretti in Marocco con Air Maroc hanno creato un momento di tensione perché non si riusciva a riprogrammare il loro volo e quindi ci sono stati attimi un po' concitati che però sembra siano stati sedati dal personale presente, quindi stanno trovando, lo vedete con le nostre immagini, in un capannello di persone tutti attorno per cercare di trovare una soluzione a un volo che al momento non risultava essere riprogrammato. Se non hai domande ti restituisco la linea. Le altre notizie: a Mondello, alle porte di Palermo, un giovane calciatore è stato picchiato con un tirapugni per uno sguardo sgradito. Il padre racconta in un video: me lo stavano ammazzando. Marco Cullà.
Uno sguardo di troppo e nel giro di pochi secondi scatta l'aggressione, pugni, calci e anche colpi con un tirapugni. Un giovane di 18 anni, calciatore della Parmaval, ieri è stato selvaggiamente picchiato da altri 3 coetanei nella zona dell'ex baretto a Mondello. Gli aggressori avrebbero prima provocato la vittima chiedendogli conto del suo sguardo, per poi passare rapidamente alle mani con una violenza brutale. Riceviamo la videodenuncia del padre, provato e scosso per quanto successo. Me lo stavano ammazzando. E vado da mio figlio, correndo come un pazzo, e trovo mio figlio tutto pieno di sangue in faccia. Scusate, con il sopracciglio spaccato, tutto sangue che ci correva, è tutto trasformato in faccia. Le conseguenze dell'impatto sono state devastanti, lasciando sul volto del ragazzo vistose e gravi fratture facciali scomposte. Aveva il tirapugni nella zampa, o nella zampa come i cani, che i cani sono mecchinati, nelle mani, e gli dà una cazzottata, facendoci danni facciali con zigomo, mascella e orbita. Il giovane probabilmente dovrà essere operato. A Palermo ancora, adesivi contro le estorsioni rivolte ai boss condannati per mafia e scarcerati. Se tornate a chiedere il pizzo, c'è scritto, vi denunciamo. Centinaia di adesivi sono stati affissi nelle piazze di Palermo. Intanto emergono ulteriori dettagli nell'omicidio di via San Polo. Orazio Longo. Se proverete a chiedere il pizzo, noi vi denunceremo. Apparsi centinaia di adesivi nel quartiere Uditore Passo di Rigano a Palermo, rivolti ai boss condannati per mafia e scarcerati. La scritta, non firmata ma attribuibile ai palermitani che si ribellano al pizzo, è apparsa su centinaia di cartoline adesive affisse in piazza, sui pali della luce, nelle cabine elettriche e in altri luoghi ben visibili. Questo in un momento delicato della cronaca nera in città, pervasa dalla violenza per le strade a quella non per forza legata alla criminalità organizzata, con la tensione che corre sul filo. Non ultimo il fatto di via San Polo, dove un uomo ha ucciso il coinquilino minacciando di fare saltare l'intero palazzo con il gas. Tra le varie ipotesi, oltre a quella di dissidi di convivenza, c'è quella che il coinquilino lo avesse riconosciuto nonostante i capelli tinti di biondo. Francesco Cusumano, 38 anni, accusato di aver ucciso il 53enne Francesco Spataro, era destinatario di una sentenza di condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione, convertibile nell'affidamento in prova una volta notificata, per lesioni aggravate dopo aver picchiato un commissario all'esame di abilitazione alla professione di avvocato perché questi lo aveva bocciato. Originario di Milazzo, Cusumano, che davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere, negando le sue responsabilità sul delitto di via San Polo, si era trasferito a Palermo da poco, forse per sfuggire proprio alla condanna inflittagli dal Tribunale di Messina, facendo perdere le sue tracce. Corruzione a Sommatino, nel Nisseno, ai domiciliari il sindaco dimissionario, un imprenditore e indagati l'ex vice sindaca e l'ex assessore al turismo. Si indaga su richieste di denaro dalla sagra dell'agricoltura agli appalti pubblici. Rita Cinardi. Terremoto giudiziario al comune di Sommatino. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Scacco, coordinata dalla procura nissena, che ipotizza un presunto sistema di concussioni, corruzione e appalti pilotati all'interno dell'ente. Agli arresti domiciliari sono finiti l'ex sindaco Salvatore Letizia e l'imprenditore Diego Caramazza. Per altri 4 indagati sono state disposte misure interdittive. Il giudice ha inoltre riconosciuto gravi indizi anche nei confronti dell'ex vice sindaca e dell'ex assessore al turismo per un'ipotesi di concussione senza applicare misure cautelari perché nel frattempo si erano dimessi. Secondo l'accusa, durante la sagra dell'agricoltura gli amministratori avrebbero chiesto denaro agli espositori tra i 40 e i 150 euro al giorno per garantire l'allaccio dell'energia elettrica, mentre in un caso un ristoratore sarebbe stato costretto a offrire pasti gratuiti. L'indagine avrebbe inoltre fatto emergere presunte tangenti per pilotare appalti pubblici, tra cui quelli per un asilo nido, il consolidamento del costone Sant'Anna e gli interventi alla Villa Garibaldi. L'inchiesta è nata dopo l'attentato del maggio 2024 ai danni dell'allora sindaco ed è stata sviluppata con intercettazioni, videosorveglianza e attività investigative dei carabinieri. Indagini a Porto Empedocle dopo un vasto incendio che ha devastato il parcheggio pluripiano
utilizzato come deposito e archivio comunale. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte e tra le ipotesi anche la pista dolosa. Davide Sardo. Ha bruciato per diverse ore il parcheggio pluripiano al centro di Porto Empedocle, una struttura che non era in funzione ma veniva usata dal comune come deposito e archivio e forse proprio i faldoni e le carte ammassate all'interno hanno alimentato le fiamme. In poco tempo il rogo si è esteso a gran parte dell'area, generando una densa nube di fumo visibile da diversi punti della città. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e tra le piste al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile attentato incendiario. Scattato l'allarme sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Un intervento lungo e complesso che ha impegnato i pompieri per tutto il pomeriggio e fino a tarda notte. Presenti anche le forze dell'ordine che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A Catania un cilindretto di carta con una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell'abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella di Nitto, lo storico capomafia morto recentemente. La donna è madre di Aldo Ercolano, anche lui in carcere, ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Il messaggio, forse un'intimidazione, è stato trovato dai condomini che hanno chiamato la polizia. A Catania, a San Cristoforo, la festa della città dei ragazzi, in ricordo dei 4 picciridi uccisi dalla mafia 50 anni fa. A loro è stato dedicato un murale, segnale di speranza per i bambini del quartiere. Giusy Lazzara. Dove vorrebbero vivere tutti, piccoli e grandi. A Catania, la città dei ragazzi, è uno spazio aperto nel cuore di San Cristoforo, dove si gioca, si impara, si scoprono talenti a qualsiasi età. Più di 100 i bambini ogni giorno, ma anche i ragazzi del carcere minorile in prova, che sperimentano una rinascita. L'allarme criminalità giovanile lo ha lanciato la Commissione regionale antimafia, che segnala 42 piazze di spaccio solo a Catania. Il 50% dei reati dei ragazzi all'interno degli istituti minorili è legato all'uso di sostanze stupefacenti. Purtroppo la criminalità organizzata dà riconoscimento ai ragazzi, dare ai ragazzi delle armi diverse. Le armi sono quelle della cultura, quelle della formazione. Oggi la festa in memoria dei 4 picciridi uccisi 50 anni fa dalla mafia. A loro è dedicato il murale sulla parete del centro. E se erano tipo ancora qui, facevano un sacco di cose belle, pensavo, però poi purtroppo sono morti. Si inaugura anche il Muro del Piatto. Sono più di 1000 i pezzi realizzati dai bambini e adulti che hanno voluto raccontare a loro modo il quartiere. Dare un futuro diverso, delle opportunità ai bambini di questo quartiere per diventare qualcosa di meglio, appunto, magari dei loro genitori. Fitta la rete di associazioni che hanno aderito al patto educativo territoriale di sviluppo per San Cristoforo, che rappresentano un segno concreto di speranza contro la malavita. Un grande gesto di solidarietà sulle orme di Papa Leone. Così la diocesi di Acireale ha voluto ringraziare i marinai del peschereccio Mattias di Santa Maria alla Scala, che hanno messo in salvo un natante con a bordo 16 migranti. Orazio Longo. Eccole le immagini del salvataggio. Sono 16, sono migranti e sono tutti minorenni, sono stati tratti in salvo dal peschereccio Mattias di Acireale, che durante una battuta di pesca nelle acque al largo di Malta ha prestato il primo soccorso all'imbarcazione in difficoltà, rimanendo sul posto fino all'arrivo della Guardia Costiera. Un gesto che conferma il profondo senso di responsabilità e di solidarietà che da sempre caratterizza la gente di mare di Santa Maria alla Scala, sottolineano dalla diocesi. Lo scorso 4 luglio Papa Leone a Lampedusa, nel suo celebre discorso attraverso la parabola del buon samaritano, in modo particolare i 2 verbi vide ed ebbe compassione, ha richiamato la cristianità ad aprire il proprio cuore. Così i pescatori di Santa Maria la Scala hanno mostrato un tratto di grande apertura d'animo, prestando soccorso a questi migranti che attraversavano il mare ed erano in pericolo di vita. Il peschereccio in mare da aprile rientrerà in Sicilia alla fine di agosto. Un gesto prima di tutto umano, oltre che marittimo. La gente di mare solitamente tende ad aiutarsi quando più possibile, quindi come dire, è un gesto normale, ecco.
A Palermo gli snodi del traffico sono cantieri con lavoro in corso. Da Piazza Indipendenza a Ponte Corleone a via Ernesto Basile. Per percorrere poche centinaia di metri si impiega molto tempo. Immancabili le reazioni degli automobilisti. Marco Gullà. Io voglio sapere solo una cosa, all'amministrazione, a tutto quello che stanno facendo, ma quando deve durare sto cantiere ancora? Qui siamo in via Ernesto Basile a Palermo e quello che avete appena ascoltato è lo sfogo di un automobilista bloccato nel traffico cittadino. Una situazione che in questi giorni riguarda molti. Ai disagi lungo questa strada si aggiungono i cantieri aperti a Piazza Indipendenza e sul Ponte Corleone, due snodi fondamentali della viabilità cittadina. Lavori necessari, soprattutto quelli sul ponte più discusso di Palermo, destinati a consentirne il raddoppio e in futuro a rendere più scorrevole il traffico. Ma per il momento la situazione è quella che vedete. Qui siamo sul Ponte Corleone, anche mezz'ora per percorrere alcune centinaia di metri. Traffico congestionato. Ore trascorse in coda con automobilisti costretti ad armarsi di pazienza. Succede anche a Piazza Indipendenza, dove sono in corso interventi sulla rete elettrica. Noi palermitani vogliamo soltanto sapere la data di scadenza di di bordello. Purtroppo no, perché i cantieri si sa quando iniziano, ma mai quando finiscono. E allora il consiglio è uno solo: tanta pazienza, aria condizionata accesa e una buona colonna sonora per rendere l'attesa un po' più sopportabile. È proprio vero che uno dei problemi di Palermo è il traffico. Messina aveva creato un gruppo social per far superare agli utenti con un aiutino l'esame di maturità. L'ideatrice, una giovane di 22 anni, è stata denunciata dalla procura di Trieste. 2 giorni prima delle prove scritte, la polizia informatica ha scoperto e bloccato il suo canale Maturità 2026, che contava quasi 3.000 iscritti, suddiviso per argomento e indirizzo scolastico, finalizzato appunto a fornire furtivamente informazioni, elaborati e altri strumenti per affrontare la prova di esame. Cambiamo pagina dai paesaggi mozzafiato alla storia delle prime tonnare e le meraviglie delle Egadi nel Trapanese, una delle mete preferite da turisti e diportisti di ogni parte del mondo. Laura Spanò. Acqua cristallina, paesaggi mozzafiato, calette che vi fanno innamorare, verde lussureggiante e poi tanta storia, da quella legata alle tonnare a quella punica romana fino a quella preistorica visibile nella grotta del Genovese. Si può trovare tutto questo nell'arcipelago delle Egadi nel Trapanese, una delle mete preferite da turisti e diportisti che arrivano da ogni parte del mondo. Atmosfere diverse in un solo viaggio da vivere tra Favignana, Levanzo e Marettimo. Favignana la più facile, con le sue spiagge accessibili anche da terra. Qui si viene per le calette dalle 1000 sfumature di azzurro. Il suo mare è ancora uno scrigno di tesori inestimabili legati alla battaglia tra romani e cartaginesi. E come poi non fare un salto nell'ex stabilimento Florio, oggi museo del mare dedicato alla tonnara. Levanzo è l'opposto: pochissime case affacciate sul porto, una costa rocciosa e frastagliata, sentieri sterrati e un'atmosfera molto raccolta. Chi la sceglie cerca silenzio. È qui che troviamo la Grotta del Genovese, uno dei complessi di arte rupestre più importanti d'Italia. Le pareti interne custodiscono figure animali, simboli e scene che hanno aiutato studiosi e archeologi a ricostruire passaggi cruciali dell'evoluzione umana. L'accesso è regolamentato e le visite sono accompagnate. Infine Marettimo, la più lontana, montuosa e verdissima, è la più selvaggia, ma anche quella con una rete di sentieri più articolata e panorami mozzafiato. Non ci sono automobili, gran parte dell'esperienza qui si vive tra trekking, giri in barca e bagni in calle raggiungibili solo via mare. Meraviglia davvero. Breve pausa, tra poco il calciomercato con le trattative del Catania per Allegretto e Guerra. Vi aspetto. Calcio, vicino al rinnovo contrattuale con il Catania, il difensore Allegretto. Per il calciomercato, trattativa ben avviata con il terzino Guerra del Crotone. Sergio Colosi.
Il difensore Andrea Allegretto, 25 anni, appena svincolato e prossimo alla firma del contratto, rimarrà a Catania. L'accordo è già stato raggiunto grazie alla duplice volontà del ragazzo di vestire ancora la maglia rossa-azzurra e della società di continuare ad assicurarsi nel reparto arretrato un'alternativa valida e giovane, quindi in linea con la nuova politica del club. È stato trasferito a Catania nel gennaio del 2025 dal Picerno, dopo una promozione dalla Serie D e 3 campionati in C. Tanta voglia di tornare in campo anche da parte di Matteo Di Gennaro, messo KO da un lungo infortunio e ora pronto a riprendersi il suo posto. Sempre in tema di difensori, aumenta la concorrenza per il catanese di Biancavilla Jonathan Spedalieri, 24 anni, nell'ultimo biennio 71 presenze e 6 gol con il Renate. Prestazioni che hanno suscitato l'interesse, oltre che del club di Pelligra, di Bari, Carrarese e Vicenze negli ultimi giorni dello Spezia di Angelozzi. La volontà di Spedalieri di vestire il rossazzurro potrebbe fare la differenza. A buon punto la trattativa con il terzino Walter Guerra, uomo di Longo che l'ha avuto sia a Crotone che a Picerno. Guerra quest'anno ha disputato 23 partite in Calabria, dopo 6 campionati in Lucania, dove è stato compagno di squadra di Allegretto. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.